presidente del sindacato FSP Polizia. Buonasera padrone. Grazie a voi direttore, grazie a te. Allora, torniamo nuovamente ai fatti di sabato a Roma e per analizzarli, diciamo, dal punto di vista tecnico, no? Non pensa che in questi casi serva un lavoro di intelligence a monte per scoprire in anticipo eventuali infiltrati, i black bloc di turno, diciamo, e eventualmente isolarli e arginarli? Sì, tanto buonasera. Lei ha anticipato quello che io volevo sicuramente introdurre. In questa manifestazione c'è stata sicuramente l'unica pecca, che è molto importante, ma l'unica pecca per quanto riguarda questa manifestazione è chiaramente una mancanza di informazione corretta da parte dei servizi. Perché lei ha detto prima, io ho sentito gli esponenti di prima, c'erano migliaia di bravi persone che democraticamente andavano a manifestare quello che per loro è più giusto. Non vogliono fare il vaccino, non facessero il vaccino, non è un problema che mi riguarda. Il problema invece è che in questo caso il numero esiguo dei poliziotti che erano presenti alla manifestazione ha dato sì che queste persone potessero fare quello che hanno fatto. Di fatto poi sono dovuto intervenire in aiuto anche i colleghi del reparto inquadrato dei carabinieri, quindi un aiuto in questo caso c'è stato per evitare il peggio. Infatti i colleghi non hanno potuto, ma non hanno risposto a talune azioni, l'avete visto, addirittura colleghi che prendevano bastonate per non reagire, per non dover far venire fuori veramente una guerriglia. Quello che mi dà fastidio, anche se io politica non ne faccio e quindi sono libero di dire quello che penso, sono stufo di sentire in questi 2 giorni squadristi, fascisti, perché lei ha fatto bene prima a dire, allora quando vado allo stadio, questi che sono lì a rovinare una partita, un'attività, lo svolgimento di una manifestazione sportiva, non vengono chiamati tifosi, ma non vengono chiamati certo fascisti o squadristi. Il problema è che noi ogni volta, quando succede fatalità in una manifestazione del genere, abbiamo i fascisti. Allora io mi chiedo, quando ci sono i black bloc, di che partito sono? Però questo a me, ripeto, non mi interessa, però sta di fatto che in questo caso si sta facendo veramente una bagarre per cosa? Per quello che è successo una cosa grave, la violenza in una manifestazione è una cosa grave, l'assalto a una sede sindacale è una cosa gravissima, in quella maniera, distruggere in quella maniera, come è gravissimo attaccare la polizia, perché noi possiamo parlare qui fino a domani, però non vedo nessuno che si interessa di quello che è successo a 38 poliziotti, perché qua il nostro capo del governo deve, e l'abbiamo chiesto da diverso tempo, deve cominciare a ricevere anche la polizia a Palazzo Chigi, non solo la Merck che se ne va o chi per essa. Abbiamo chiesto un incontro con il ministro, col primo ministro, perché dobbiamo spiegare, e questi sono i dati di fatto, qual è la nostra specificità nell'ordine pubblico e nei nostri servizi giornalieri, perché nessuno ha parlato. L'altro giorno a Torino dei colleghi hanno fermato una macchina, sono andati a chiedere i documenti, hanno trovato droga e sono stati assaliti da queste persone tanto per far capire, colleghi in ospedale, tanto per far capire quanto è importante il nostro intervento, cioè quali sono i famosi protocolli che vi parlo da anni che mancano. Cioè la polizia non può reagire, no? Tant'è che abbiamo addirittura sentito, mi vergogno per questa persona che io non chiamo né collega perché ha indossato e indossa, da domani sarà sospesa per 3 mesi, una funzionaria di polizia, ma già a dire funzionaria di polizia, questa persona
per me è grave, perché non è né una collega di Giubba più e neppure ha tentato un'attività sindacale, neanche collega sindacalista, perché già ha dato oggi le dimissioni dal sindacato che aveva scelto di rappresentare. Quindi io dico a questa persona che accusa i poliziotti di aver malmenato i dimostranti, cioè siamo veramente alla frutta, ma siamo ridicoli davanti alla faccia di tutta l'Europa. Questo è il problema. Una polizia che non ha la possibilità di reagire in una manifestazione, hanno distrutto mezzi della polizia che paghiamo tutti, va bene, perché per opera di quei soliti scalzacani che vogliono dimostrare quello che non sono capaci di fare a casa loro, a comandare a casa loro. Questo è il problema. Mi dispiace, Esatto. ma sono veramente indignato di quello che è successo lì e mi dispiace anche chiaramente per i sindacalisti colleghi della CGIL. Bene, grazie a Raffaele Padroni Grazie per il a suo voi. contributo, appuntamento la prossima settimana. Grazie a lei. Cimolai ha posato la prima pietra della nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni.